Cari telespettatori, i libri sono parte della nostra vita e le librerie sono dei luoghi straordinari da frequentare e da scoprire di volta in volta. Ma come sta andando il settore libraio? Insomma, abbiamo interpellato un interlocutore privilegiato che è a conoscenza di molti di questi fenomeni, in modo particolare Antonio Zaglia, presidente regionale librai di Confcommercio del Veneto. Qual è quindi il ruolo che ha il libraio? È una situazione variegata, cambia da provincia a provincia. Purtroppo abbiamo la provincia più a nord e la provincia più a sud deficitaria di presenza di librerie indipendenti o di catena, e abbiamo i capoluoghi di provincia Verona, Vicenza, Padova, Mestre, Venezia e Treviso che fanno la parte da leone. Abbiamo oggi in Veneto circa 300 comuni senza una libreria presente nel proprio territorio, e questo è un fatto grave, perché vuol dire che un'attività commerciale sì, ma soprattutto di presidio culturale e sociale manca. Noi speriamo che la Regione Veneto sia sensibile a questa argomentazione e possa finanziare, come ha fatto già lo scorso anno attraverso un nuovo articolo inserito nella legge cultura, un ulteriore finanziamento per dare spazio alle librerie esistenti di continuare la propria attività, in collaborazione poi con quegli enti dedicati alla diffusione della cultura che sono le biblioteche e le scuole. Qual è il ruolo oggi del libraio? È un ruolo importantissimo, l'abbiamo evidenziato con il post-Covid, in cui la clientela che è tornata nelle librerie ha chiesto una grande competenza a noi librai, che non sia solo il dire sì, ho questo libro o ho quell'altro libro, ma sia capace di interessare il cliente attraverso il raccontare il patrimonio culturale che abbiamo dentro, emozionando nel contempo e preparando poi il cliente, il lettore e la lettrice in particolare a fare un viaggio personale nell'apertura delle pagine del libro consigliato. Ma la professione del libraio è una professione che riesce a resistere ai tanti cambiamenti, alla digitalizzazione, all'intelligenza artificiale, e come prosegue? È destinata a continuare e ad evolversi. Ci davano per spacciati ancora 10-20 anni fa con l'avvento dell'ebook. Sembrava che non avremmo più avuto supporti cartacei, in realtà siamo in aumento. La produzione italiana e mondiale è in aumento in termini proprio quantitativi e qualitativi del libro cartaceo. Per cui ci sarà sempre spazio per il mondo delle librerie, io credo almeno per qualche centinaio di anni, ed è un desiderio recondito di tantissime persone. La nostra associazione, che è Ali Confcommercio, Associazione Librai Italiani, da 17 anni propone un corso di formazione per librai che dal 2020 in poi ha visto triplicate le richieste di partecipazione. Quindi nel cassetto di qualcuno di voi, cari lettori, c'è il sogno di aprire una libreria o di lavorare in una libreria. Chi può fare il libraio? Lo può fare chiunque abbia prima di tutto una grande passione, poi una grande passione per la lettura e per l'oggetto libro di per sé. Il libro è bello quando è chiuso, è bello quando lo apro, è bello quando leggo. Premessa che ci vuole questa grande passione, il libraio lo può fare chiunque abbia almeno dai 20 anni in su e soprattutto accetti di essere formato e preparato. Io consiglio a tutti: andate a lavorare in una libreria almeno per un paio d'anni, imparate il mestiere e poi sarete in grado anche voi di affrontare questo nuovo viaggio. Ringraziamo il Presidente per il suo prezioso contributo e naturalmente a voi buona lettura.